Voucher per l'acquisto dei beni di prima necessità, tablet, traffico internet per la didattica a distanza, ma anche il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia. Sono queste alcune delle iniziative per far fronte all'emergenza Covid-19 promosse grazie a risorse della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, la cui attuazione in Sicilia coinvolge due assessorati regionali, quello dell'istruzione e della formazione professionale, famiglia, politiche sociali e lavoro. Le iniziative messe in campo per fronteggiare le conseguenze causate dall'emergenza pandemica sono state illustrate in un'occasione di un incontro con i rappresentanti del partenariato economico e sociale del POR FSE Sicilia 2014-2020, promosso dall'autorità di gestione del Fondo Sviluppo Europeo in Sicilia, dottoressa Patrizia Valenti. Il Fondo Sociale Europeo è stato fondamentale per permettere all'amministrazione di attivare una serie di iniziative che hanno consentito di rispondere nell'immediatezza ai bisogni della popolazione. Mi riferisco per esempio ai voucher alimentari che sono stati attivati per un importo di 30 milioni di euro sulla priorità 9.1 del programma FSE e che ha consentito proprio di evitare il dilagare del disagio sociale che, come ricorderemo, si era determinato fuori dagli ipermercati, dai supermercati, dove c'erano proprio tafferugli, disordini, perché la gente aveva necessità di risorse per fare la spesa. Siamo intervenuti col Fondo Sociale Europeo per l'acquisto di tablet e SIM per gli studenti delle fasce più deboli delle nostre scuole. Adesso si parla di riprogrammazione del programma operativo con l'attivazione di un fondo che servirà alle imprese per poter formare i propri dipendenti nell'ottica sempre della cosiddetta rivoluzione digitale, con delle ore non di lavoro in impresa ma di formazione che saranno pagate da questo fondo che attiveremo a seguito della riprogrammazione con il coordinamento dell'ANPAL.